Buonasera a tutti e tutte. Ringrazio per iniziare gli ospiti per aver accolto calorosamente il nostro invito. Con noi ci sono appunto Dino Menduni, esperto di docenti di comunicazione politica, social media manager, socio di Performa e ha collaborato anche con testate nazionali come il Gruppo Espresso. Inoltre c'è Leandro Bianchi, giornalista e blogger news editor, responsabile delle notizie di Vice Italia, collabora anche con Valigia Blu, Internazionale e altre testate. È inoltre un docente di comunicazione e ha pubblicato anche un libro, La gente, viaggio nell'Italia del risentimento, che appunto tratta dell'odio online. È inoltre aperto da recente Scusa, la newsletter. non sono docente di comunicazione. Ah, ok. Scusa, ho sbagliato. Rettifiche per ultima, ricercatrice di Comparative Public Law presso l'Università di Padova e professoressa associata di diritto internazionale alla John Hopkins. A moderare appunto ci sarò io, che rappresento la rete di studenti medi del Veneto, per l'Unione degli Università. Penso ci siano dei problemi tecnici, comunque anch'io vi ringrazio per aver accolto questo invito, ringrazio Emma per aver dato il là a questa diretta, quindi grazie a tutti voi per aver anche per seguire questo nostro incontro, questa nostra tavola rotonda si può dire, con questi 3 interlocutori diversi. Il tema, come avete avuto modo di vedere, è neofascismi sui social. E vorremmo partire da qui, perché abbiamo deciso anche come organizzazioni studentesche di occuparci di questo tema. Forse una riflessione dal nostro punto di vista andava fatta anche alla luce di una serie di fatti di cronaca che si sono susseguiti. In realtà nel nostro paese da tanto tempo purtroppo l'odio e anche l'odio online è visibile ogni giorno e oggi in particolare purtroppo mi viene da dire ricorrono comunque i 3 anni dalla strage di Macerata e da quello che insomma fu il caso Luca Traini, quindi la riflessione sull'odio online e sui gruppi fascisti è quanto mai attuale. Per dare anche una collocazione al dibattito che insomma vedrà questi 3 professionisti che siamo felici di ospitare, dialogare attorno a questo tema, e due riferimenti insomma a quanto successo da poco. Il caso di Savona è stato un caso emblematico. Per chi non lo sapesse, insomma, un 22enne, Andrea Cavalieri, è stato indagato e condannato a seguito di un'indagine condotta dalla Digos di Genova e di Savona perché aveva creato un canale Telegram in cui inneggiava sostanzialmente allo sterminio razziale e sempre in riferimento appunto a quanto dicevo essere successo 3 anni fa, lui diceva che avrebbe fatto Traini 2.0, quindi diciamo era sicuramente, è stato un episodio molto discusso questo mese, anche in riferimento a quello che significa incitare all'odio online. Lui era assolutamente una persona che si dichiarava a favore della violenza e non faceva mistero dell'utilizzare i social in maniera violenta. Un dibattito molto acceso anche sull'utilizzo dei social e su i gruppi neofascisti in quanto tale, o comunque i gruppi violenti, c'è stato, ne abbiamo avuto contezza tutti anche in occasione dell'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del mese scorso. E questo perché i social sono diventati strumento molto, molto potente di organizzazione e molto potente anche di organizzazione forse compatta di movimenti che sicuramente a favore della non violenza non sono, che avevano scopi molto precisi. E accanto a questo
il problema poi e la discussione sulla sospensione degli account Facebook, degli account Twitter dei partecipanti a questo tipo di assalto. Ecco, dell'odio online abbiamo avuto modo di leggere, insomma invito anche chi ci segue a leggere l'articolo che è stato scritto in questo caso da uno dei nostri ospiti, Leonardo Bianchi, appunto sulla vicenda di Savona, ma ne hanno parlato anche in un podcast scusate, molto interessante dal titolo Il buco nero, Gabriele Cruciata e Arianna Poletti, in cui proprio si parla di odio online, e non è un fenomeno sicuramente nuovo purtroppo nel nostro paese. Allo stesso tempo anche un'inchiesta interessante che è stata pubblicata sull'Espresso del 24 gennaio a cura di Paolo Biondani e Leo Sisti mette in luce come comunque ci sia una correlazione e un forte utilizzo da parte dei gruppi neofascisti dei social. Come per esempio insomma il caso dei Proud Boys, no? Lo ricordavamo prima con l'assalto a Capitol Hill. Io comincerei però da una domanda di inquadramento generale che mi piacerebbe insomma rivolgere a Dino Amenduni, ovvero quanto nel nostro paese, quanto in politica in questo caso a livello complessivo è importante essere sui social, perché ovviamente quando i social non esistevano questo tipo di vetrina era rappresentata da altro, no? Ma quanto conta in questo caso, in questo frangente storico, essere sui social e saperli utilizzare, insomma. Allora, buonasera a tutti, prima di tutto e grazie per l'invito. Allora, la domanda che mi pone Sofia oggi ha un significato diverso da qualsiasi altro giorno, perché oggi potrei tranquillamente rispondervi zero, visto che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi non ha account su nessuna piattaforma social. È chiaro che è un paradosso, però può essere un punto di partenza per riflettere sul fatto che la politica e la comunicazione politica sono due cose sovrapponibili, ma non sono la stessa cosa. Per quanto si possa dire che tutto è comunicazione, che siamo nell'era della campagna elettorale permanente, che è importante saper stare in TV, saper utilizzare gli slogan, tutto vero, tutto giusto. Io da comunicatore avrei anche tutto l'interesse a descrivere il mondo come un mondo plagiato dai comunicatori, però la realtà è molto differente. Allora, partiamo da un presupposto, cioè quali sono le caratteristiche dei social media che la politica utilizza e quali sono le caratteristiche dei social media che utilizzano gli utenti, perché in teoria dovrebbero coincidere, nella pratica non coincidono. Allora, c'è un concetto che va di moda da tanti anni che viene chiamato disintermediazione. Che cos'è la disintermediazione? È un concetto per cui, sostanzialmente, semplifico al massimo, i social potrebbero consentire un dialogo diretto tra la politica e la cittadinanza che appunto non prevede la mediazione da parte giornalistica o dei corpi intermedi, dei sindacati, dei partiti e così via. In un mondo teorico, la disintermediazione dovrebbe consentire al politico di parlare direttamente ai cittadini e ai cittadini di parlare direttamente al politico, in un flusso bidirezionale in cui il ruolo della conversazione, del rapporto con la comunità è molto forte. Perché dico che è un mondo teorico? Perché la quantità di politici italiani, ma non solo, che utilizzano i social in questa maniera è infinitesimale. Per cui noi vediamo un approccio che è un approccio ancora ancorato al rapporto con i mezzi tradizionali. Faccio un altro esempio. Cosa sarebbe stato di Donald Trump, soprattutto nel 2016, se i suoi tweet non fossero stati rilanciati in modo spesso acritico dai media mainstream? Sarebbe bastato l'utilizzo disinvolto di Twitter da parte di Trump per vincere le elezioni? Probabilmente no. E qui vado nella seconda parte e poi torno nella prima. Oggi noi intendiamo, non tanto noi quanto l'opinione, diciamo, il sistema mediatico politico nel suo complesso, intendono i social media come una sorta di ulteriore luogo per operare un tipo di comunicazione verticale, cioè esattamente quello che esisteva prima dei media digitali. Per cui vediamo politici che twittano i loro comunicati stampa, dirette Facebook in cui i politici parlano e non rispondono alle domande. E potrei fare una serie di esempi di questo tipo qui.
Quindi in questo momento prevale un'idea performativa della comunicazione politica digitale, in cui l'obiettivo non è tanto generare un rapporto virtuoso con la mia comunità di elettori, sostenitori, simpatizzanti o oppositori con cui converso, ma è solo una valvola di sfogo di modalità di comunicazione politica che nulla hanno a che fare con la dimensione digitale, che però sfruttano i media digitali proprio perché magari il politico ritiene di non avere sufficiente spazio sui media, o perché vuole evitare, per esempio, di essere intervistato, perché magari l'intervistatore mi fa una domanda scomoda e io invece, facendo una diretta Facebook, non ho domande scomode a cui rispondere, decido io il palinsesto, decido io tutto. Tornando un attimo indietro, pensiamo invece a come utilizziamo noi utenti social media. Se un mio amico mi fa una domanda su Facebook, tra i commenti a un post, è difficile che io lo ignori completamente, a meno che non mi stia trollando o non abbia già fatto una domanda a cui ho risposto altrove. Le aspettative sociali degli utenti sono diverse, cioè sono basate sull'orizzontalità o comunque sulla reciprocità. Quindi esiste questa frizione, una frizione che non è mai stata veramente risolta e che i politici in Italia fino a questo momento non hanno avuto interesse a risolvere, perché appunto vedono nella parte performativa, cioè fare qualcosa di figo o di rilevante perché poi il mio contenuto viene rilanciato sui media tradizionali, il principale scopo di utilizzo dei social media. Aggiungo un altro pezzo, poi passo la parola, e cioè che c'è nell'analisi dell'efficacia o della presunta efficacia dei politici sui social media una grande attenzione a quelle che in gergo vengono chiamate le vanity metrics, cioè quegli indicatori quantitativi come il numero di mi piace del post, il numero di mi piace di una pagina, il numero di condivisioni, che hanno un valore predittivo sul comportamento elettorale che è basso, se non addirittura nullo. Vi cito due esempi. Il primo, è stato calcolato l'engagement dei post di Trump e di Biden nel 2020, alle elezioni americane che si sono celebrate 3 mesi fa. Biden ha generato un engagement, quindi il numero di like, commenti, condivisioni dei suoi post, che era 3,5 volte più basso rispetto a Trump, e ha vinto le elezioni. Quindi l'idea per cui se hai più like vinci le elezioni è un'idea che è stata smentita bruscamente dalla storia recente. Così come è capitato più di una volta che alcuni partiti che hanno investito più di altri in sponsorizzazioni sui social, su Facebook in particolare, non abbiano vinto le elezioni. È capitato ad esempio in Spagna alle politiche, dove il Partito Popolare aveva speso più soldi del PSOE o di Podemos e non ha vinto le elezioni, così come è capitato in altre circostanze. Quindi non c'è un correlato. E quindi anche questo è interessante, non basta il dato quantitativo per predire l'esito del voto, dobbiamo considerare anche altre dinamiche e soprattutto dobbiamo considerare un dato, che è il dato politico, che precede la comunicazione. La comunicazione politica è efficace se ho qualcosa da dire, altrimenti vendo fumo. E quindi torniamo al punto di partenza. Il Presidente del Consiglio incaricato è il Presidente del Consiglio incaricato perché ha una reputazione tale da poter tranquillamente comunicare 3 volte l'anno, perché Draghi certamente non è una persona molto presente sui media, e di approcciare questa nuova sfida della sua carriera senza avere il minimo bisogno, oltre che la minima necessità, di utilizzare i social media. Per cui sono due concetti che si tendono a sovrapporre, ma che dovremmo mettere in fila. La politica spiega la comunicazione non si sostituisce alla politica, e la comunicazione politica digitale, per come la vediamo in Italia, è un gigantesco malinteso, è solo il tentativo di prolungare la presenza sui media mainstream senza entrare in profondità nelle caratteristiche dei mezzi e soprattutto nelle dinamiche comportamentali degli utenti. Quindi possiamo dire che da un certo punto di vista noi siamo comunque anche, come al solito, un po' fanalino di coda, o forse non abbiamo capito. No, in realtà è una dimensione abbastanza trasversale. Peraltro l'Italia ha un dato molto singolare, cioè, se non ricordo male, 5 dei 10 politici con il maggior numero di like in Europa su Facebook sono italiani. Ma se andiamo a guardare il dato di fiducia degli italiani nei confronti dei partiti, del Parlamento, della politica, siamo i più bassi, tra i più bassi in Europa. Quindi non c'è neanche questa correlazione. Vedo in questo dato il tentativo disperato da parte degli utenti di aggrapparsi a qualcosa che potrebbe ipoteticamente generare un'interazione, un processo di ascolto che viene sistematicamente frustrato, e quindi nonostante gli italiani siano popolari, ripeto, questi dati che non vogliono dire molti, quelli che ho definito vanity metrics, poi in realtà all'atto pratico questo non avvicina i cittadini alla politica, che era una delle cose che ci avevano detto all'inizio i social media avrebbero garantito. Certo. Io passo la parola ad Emma, sperando che si sia risolto il problema tecnico. Ottimo. Ok, spero che mi sentiate adesso, scusate per prima. La seconda domanda che volevamo porre era per Leonardo Bianchi.
come avevamo accennato prima, assistiamo ogni giorno comunque di più a fenomeni di odio online e di incita all'odio in senso lato. Noi volevamo chiedere quali tipi di violenza social sono capaci e stanno portando avanti i gruppi neofascisti in questo momento. Allora, innanzitutto grazie dell'invito e anche per parlare di questi temi che sono quanto mai attuali. Dunque, rispondo subito alla tua domanda dicendo che l'assalto al congresso del 6 gennaio nasce e si organizza principalmente sui social. Cioè, probabilmente è l'atto di violenza politica, per quanto sconvolgente, meno sorprendente degli ultimi tempi. Perché nei giorni, anzi nelle settimane precedenti, su varie piattaforme social, quindi non solo su Facebook o Twitter o Instagram, anzi praticamente nulla sulle piattaforme, diciamo così, classiche, perché hanno sostanzialmente tutte queste organizzazioni, queste persone sono state depiattaformate, poi ci ritorneremo comunque, penso, ma su tutto un ecosistema social alternativo che può essere Gab, Parler, 8kun, che si scrive 8kun, 8kun, eccetera, eccetera. E il 6 gennaio era stata aveva ricoperto rivestito un'aspettativa messianica, nel senso che anche il giorno prima, tutto in diretta streaming, un manifestante, sempre a Washington, aveva detto: domani andiamo andiamo dentro il congresso e ne prendiamo uno a uno. E sempre in tutto questo ecosistema, cioè diciamo che il 6 gennaio, oltre ad aver pianificato, già organizzato e annunciato quello che sarebbe successo poi effettivamente al congresso, è proprio come se si fosse incarnata tutta una serie di mitologia, di simbologia, di linguaggio anche, che era rimasto più o meno sotto traccia con esplosioni di violenza, mi riferisco sempre al contesto americano, come a Charlottesville o altro, e si è proprio incarnato di colpo davanti al cosiddetto tempio della democrazia americana, che è stato desacrato. In realtà era stato desacrato ben tempo prima anche da deputati repubblicani. Infatti c'è una cosa interessante a proposito di comunicazione online e social, nell'indagine che stanno conducendo adesso le autorità americane, pare che alcune deputate e alcuni deputati repubblicani che fanno riferimento soprattutto a una teoria del complotto ben precisa, che è quella di QAnon, che era prevalente all'interno dei manifestanti che hanno assaltato il congresso, pare appunto che abbiano dato indicazioni ai manifestanti su dove andare dentro il congresso, specialmente per entrare nell'ufficio di Nancy Pelosi, che è la presidente Dem della Camera, e secondo molte deputate, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez e altri, se non sai dov'è quell'ufficio non ci arrivi, non c'è possibilità di arrivarci. Ma questo appunto è il contesto americano. È un contesto che progressivamente negli anni si può applicare anche ad altri paesi, tra cui anche il nostro. L'episodio da cui siamo partiti, cioè l'arresto del 22enne di Savona, accusato di stare per mettere in piedi appunto un'organizzazione terroristica, è proprio l'emblema, il simbolo, l'esempio incarnato di un processo ben preciso che ha investito l'estrema destra negli ultimi, direi, 30 anni, che è quello della globalizzazione di certe propagande, di un certo tipo di propaganda, un certo utilizzo degli strumenti digitali e anche tutta una serie di miti e di teorie del complotto che si fondono insieme e si adattano ad ogni contesto nazionale. Non è assolutamente un caso che sia
sia il fatto dopo partita di indagine, cioè la pubblicazione di un manifesto su Telegram, di cui ovviamente non dirò il nome, che era un manifesto sostanzialmente modellato su quello dell'attentatore di Christchurch e anche di Breivik. Da lì è partita l'indagine delle forze dell'ordine, che poi ha trovato una piccola rete. Tra l'altro l'autore del manifesto, e questo è un altro dato molto indicativo, era minorenne all'epoca dei fatti. E comunque parliamo di persone giovanissime. E che sono totalmente imbevuti della propaganda suprematista e neonazista, che però viene da oltreoceano e si adatta al nostro contesto, perché comunque siamo in un paese in cui non è che queste cose non succedono, anzi le forze dell'ordine negli ultimi 3 anni, lo dice anche Eugenio Spina, che è il capo della polizia di prevenzione, è un fenomeno, questo diciamo del neoterrorismo bianco, chiamiamolo così, che è ancora in fase embrionale in Italia, ma che negli ultimi anni ha assunto e sta assumendo purtroppo sempre più rilevanza. Il caso di Luca Traini, di cui oggi ricorre appunto il terzo anniversario, è estremamente indicativo di una tendenza che erroneamente viene chiamata dei lupi solitari. Cioè, tendenzialmente, quando succedono fatti del genere, il tutto viene derubricato a il gesto di un folle, isolato, che non si capisce perché sia successo. In realtà poi appunto bastava vedere in faccia Traini per capire che non era un folle che faceva cose a caso, ma uno che va in giro con il dente di lupo, che è un simbolo nazista tatuato in faccia, tendenzialmente non è un illuminato progressista, ecco, quindi diciamo c'è una certa matrice politica in quello che fa. E soprattutto sono le persone come Luca, i Traini e i 22enni che fanno propaganda quasi terroristica su Telegram o comunque su altri social, fanno parte di un ambiente, quello che abbiamo appena raccontato, e anche se non fanno parte di un'organizzazione vera e propria, come poteva essere la violenza politica di estrema destra negli anni 60 e 70 e anche fino agli anni 80, comunque sono il frutto di un circuito di idee e di pratiche di cui secondo me l'aspetto più pericoloso, ovviamente oltre a quando si arriva al passaggio all'atto, è la creazione di un clima, specialmente in questi gruppi ristretti, in queste board, quasi tutte anonime o comunque anonimizzate, di un clima tale per cui circolano non solo idee, ma anche manuali proprio, o manifesti tradotti. I manifesti, ad esempio, il manifesto dell'attentatore di Christchurch è stato tradotto anche in italiano. Un po' come la propaganda dell'ISIS, se vogliamo, anche se non c'entra niente. Però cioè, il punto è quello, è la creazione di un clima tale per cui alla fine una persona che magari è già radicalizzata per conto suo o è sul punto di radicalizzarsi, entra in un certo ambiente che lo spinge a fare certe azioni perché mette in testa a questa persona, ad esempio, che è in corso un genocidio della razza bianca e che va assolutamente fermato, che è in corso una sostituzione etnica che va assolutamente fermata. E tra l'altro qua, poi chiudo, bisogna anche capire bisogna anche capire che non solo non sono dei lupi solitari, non solo sono il frutto di un ambiente ristretto, ma tutte queste persone, questa nuova forma di terrorismo è strettamente collegata al clima generale che c'è in vari paesi, soprattutto occidentali. E cioè il fatto che ci siano stati Charlottesville, che ci sia stato Christchurch, che ci siano stati molti altri attentati di questo tipo, o questi episodi di questo tipo, è anche il riflesso di un discorso pubblico in cui sono sempre più normalizzate delle parole d'ordine che nascono proprio in quei gruppi ristretti o da un certo ambiente connotato ideologicamente, che poi vengono appunto ripresi e rilanciati
nel mainstream o comunque nel dibattito pubblico normale, istituzionale. E qui ovviamente senza riferirsi per forza a Trump, ricordo solo un episodio. Nel 2018 l'attuale presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che passa per un leghista moderato, aveva detto a Radio Padania, cioè aveva usato quasi le stesse identiche parole che aprono il manifesto dell'attentatore di Christchurch, cioè stiamo assistendo alla scomparsa della razza bianca, dobbiamo fare qualcosa. Quindi è una cosa che va ben oltre questi gruppi ristretti di cui ho parlato spesso e di cui parla anche il podcast, che è l'ottimo podcast Buco Nero che Sofia ha citato in apertura. Penso che questo tipo di riflessione sia estremamente interessante, nel senso che noi sappiamo molto poco anche del tipo di reti e di contatti che ci sono. Tu citavi prima Parler, insomma, è tutta una serie di social che non sono sempre conosciuti. Sarebbe, insomma, anche purtroppo interessante conoscere per sapere anche, poi magari ne parleremo in chiusura, come se esistano alternative anche al contrasto dell'odio online. A tale proposito, in realtà appunto come dicevo in apertura c'è stato tanto clamore rispetto al fatto che poi successivamente a questa, diciamo, a questo acme di violenza siano stati chiusi, siano stati sospesi i profili social. Una cosa del genere in realtà non era completamente nuova, nel senso che in alcuni casi le sospensioni, il fatto che diciamo in gergo si buttino giù i contenuti era già possibile, per quanto forse poco limpido, poco chiaro il criterio con il quale veniva fatto, e quindi ci si è chiesti, e questa domanda nello specifico la vorrei rivolgere alla professoressa Pennicino, ma ci si è chiesti se effettivamente i ban social fossero lo strumento giusto per il contrasto all'odio online. Diciamo, se ne era parlato più diffusamente in Italia quando a Casa Pound erano stati di fatto tolti i social, non solo a Casa Pound, ma tutto ciò che, diciamo, era riferibile a quel tipo di famiglia politica e quindi anche alle organizzazioni giovanili, però diciamo che anche lì sarebbe interessante capire poi cos'è avvenuto dopo, quindi anche dal punto di vista della giurisprudenza che cosa è successo, che cosa esiste ad oggi, e se effettivamente appunto lo strumento del ban mediatico, possiamo dire, sia efficace in questo caso, in questi specifici frangenti. Sì, rispondo volentieri. Ringrazio prima per l'invito e faccio una piccola correzione alla biografia, ma non nel senso migliorativo, ma solo perché, siccome siamo on the record, non voglio vendermi per un titolo che non ho presso l'istituzione americana. Quindi io sono professore associato a Padova, ma sono adjunct professor a Johns Hopkins Science. Lo dico per loro, non tanto per noi, perché a noi non importa un granché. Interessantissimo. Tutto quello che ho sentito fino adesso, innanzitutto ho imparato tantissime cose. Metto in cima alla lista delle mie preferite Vanity Metrics, che io non sapevo, mi piace moltissimo e diventa la mia nuova cosa preferita. Devo dire che tutto quello che ho sentito fino adesso, e non mi sorprende questo, è come una negazione fattuale del presupposto normativo sul quale si basa la sentenza, che credo fosse quella a cui facevi riferimento tu, Sofia, rispetto alla chiusura della pagina dell'associazione Casa Pound, della chiusura della pagina Facebook anche di Di Stefano. Sostanzialmente io fino adesso ho sentito parlare per esempio di social media da Leonardo prima, di cui io non avevo mai sentito parlare, no? Telegram l'ho sentito ma non so utilizzarlo, e adesso l'ultimo che aveva menzionato, che avevi rimenzionato anche tu, Parler.
Esatto, mi pare che questi siano social media esistenti, ma che non si può dire che abbiano una posizione dominante nella comunicazione politica o comunque nel mercato dei social media. Ditemi se io mi sbaglio. Però questo è particolarmente importante perché invece tutta la sentenza del Tribunale di Roma sulla pagina Facebook dell'associazione Casa Pound si fonda proprio sull'idea che, essendo avendo Facebook una posizione dominante nel contesto della comunicazione, quindi politica, e quindi svolgendo un servizio di carattere pubblico, il tribunale, sia nell'ordinanza cautelare, cioè quella con cui con misura temporanea in attesa di giudizio decide di riattivare la pagina di Casa Pound, ma anche nella sentenza definitiva, adotta una dottrina, senza farla troppo complicata, una dottrina tedesca che si chiama, lo dico perché ha un senso, dopo poi tutto torna, della Drittwirkung, che è quella dottrina secondo la quale la rilevanza e la vincolatività dei valori costituzionali si allarga anche ai rapporti tra privati quando il privato, uno delle due parti, eventualmente appunto abbia una posizione dominante e attraverso questa sua posizione svolge un servizio di carattere pubblico, come in questo caso. Così giustificando, secondo il giudice, il fatto che questa idea che Facebook portava avanti, che Casa Pound avesse violato i termini contrattuali, specificamente la clausola numero 12, che l'associazione Casa Pound ha come chiunque abbia un profilo Facebook, non Mario Draghi, però tutti gli altri che ce l'hanno, hanno sottoscritto un contratto accettando la clausola che prevede che laddove ci sia il discorso di incitamento all'odio, l'odio razziale, l'odio religioso, insomma c'è tutta una serie di criteri, è passibile di essere cacciato, bannato da Facebook. Questo in teoria, trattandosi di un contratto, non potrebbe essere sottoposto alla valutazione di legittimità costituzionale, diciamo largamente intesa. E invece il Tribunale di Roma dice di sì proprio perché Facebook ha questa posizione dominante. Mi domando se tutto questo accadesse invece su uno dei social media di cui ho appreso l'esistenza oggi e che si stanno appunto sviluppando, tutta questa ipotesi, tutta questa costruzione interpretativa accadrebbe. Quindi in Italia la pagina Facebook dell'associazione di Casa Pound, allora un'altra cosa che però voglio dire è che in Italia, a seconda del giudice di fronte al quale vi trovate, otterrete un outcome completamente diverso. Questo noi ce lo dobbiamo dire anche all'interno dello stesso tribunale, perché il Tribunale di Roma, in una sezione che è quella sostanzialmente del diritto di impresa, tutela Casa Pound a fronte del provvedimento di Facebook, mentre invece nella sezione diritti e diritti degli stranieri e migranti, sostanzialmente migrazione, invece conferma la legittimità del divieto di Facebook, dell'oscuramento da parte di Facebook della pagina di Forza Nuova. Bisogna capire bene da che parte si passa e quale articolo e quale norma si utilizza anche proceduralmente per arrivare davanti al giudice. Quindi innanzitutto c'è grande diversità da un punto di vista giurisprudenziale. Quindi non ha, secondo me, senso fare un'analisi della casistica. Quello che può aver più senso è cercare di valutare sulla base di quale interpretazione del nostro quadro costituzionale l'Italia resiste a invece delle spinte in direzione opposta del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani. Sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'Unione Europea stessa invitano e se non addirittura mettono sotto stress le compagnie come Facebook, che devono firmare addirittura dei green books o comunque dei codici di condotta per operare all'interno dell'Unione Europea, dove si assumono la responsabilità di essere i controllori dei contenuti e quindi si assumono la responsabilità di operare un controllo entro le 24 ore sui contenuti pubblicati sulle loro piattaforme.
E queste spinte internazionali verso la responsabilizzazione e la limitazione di questo tipo di discorso invece ha trovato è stata respinta a livello italiano. È stata respinta perché la nostra tradizione costituzionale non è stata scelta un'interpretazione che aggancia il caso di Casa Pound all'articolo 49, cioè i partiti politici, e non alla libera manifestazione del pensiero, quindi articolo 21. Dico una parola piccolissima, due parole su questo, e poi se posso volevo commentare una cosa interessantissima sugli Stati Uniti, che ha detto prima Leonardo. Nella Costituzione italiana il partito fascista viene ritenuto non ricostituibile, cioè è considerato incostituzionale ricostituire il partito fascista sulla base della 12ª disposizione finale. Ora, una cosa che spesso si dimentica è che in una delle versioni subito prima di quella definitiva della Carta Costituzionale, la 12ª disposizione era in realtà il secondo comma del 49. Cioè probabilmente vi è capitato di dare un occhio alla Costituzione, avrete visto che tutti gli articoli che stabiliscono una libertà hanno sempre un secondo comma che spiega in quali situazioni e a quali condizioni quel diritto può essere limitato. Ecco, la 12ª disposizione finale era in realtà il secondo comma del 49 che stabilisce la libertà di associazione politica. Questo cosa significa? Significa che in una esegesi della volontà del Costituente, insomma della lettera costituzionale, i costituzionalisti interni tendono a individuare la possibilità di limitare il discorso politico che faccia riferimento alla ideologia fascista soltanto laddove essa sia strettamente collegabile alla ricostituzione del partito fascista. Ve la faccio semplice: avere idee fasciste non è incostituzionale. Non è incostituzionale tecnicamente neanche usare il simbolo, neanche alzare la mano dritta verso il cielo. Questo è così perché i costituenti avevano un tendenziale ottimismo per la democrazia aperta, e poi, perché non possiamo mentirci, c'era il problema anche dell'altra parte, una delle due parti dell'Assemblea Costituente, che era quella rappresentata da Togliatti, voleva essere assolutamente certa che non si arrivasse alla possibilità di dichiarare incostituzionale partiti politici altri da quello che fosse specificamente identificato come il partito fascista inteso in senso storico-materiale, cioè fattualmente il partito fascista. Perché? Perché già vedeva che cosa stava capitando in Germania con l'adozione dell'articolo 21 della Costituzione, che invece porterà alla dichiarazione di incostituzionalità e quindi al ban totale del Partito Comunista Tedesco, oltre che alla dichiarazione di incostituzionalità del partito nazista in Germania. Mi fermo qui perché non voglio rubare troppo tempo, poi magari quello sugli Stati Uniti lo dico dopo, se c'è un secondo. Certo, ma poi invito anche, insomma, voi, se volete inserirvi nel commentare, a farlo senza problemi, e chi ci segue a fare domande o comunque considerazioni, insomma ci fa sicuramente piacere. Io volevo dire una cosa, ricollegandomi a quello che dice Sara, è che spesso anche nel dibattito italiano o comunque europeo il grosso problema anche giuridico è che Facebook e tutte le altre grandi piattaforme si rifanno, cioè hanno proprio la concezione giuridica anche del concetto di libertà di espressione che è anglosassone, più precisamente statunitense, che è molto più ampio del nostro. Ad esempio, anche il fatto di dire domani vado ad assaltare il congresso è permesso, non è un problema dal punto di vista giuridico, è ricoperto dal primo emendamento. Diventa illegale quando c'è la possibilità concreta che le parole si tramutino in atti, che però è una valutazione difficilissima da fare. Da noi, visto che abbiamo avuto un'esperienza di 2 dittature, anche più di dittature,
comunque visto che abbiamo avuto l'esperienza nazifascista, è molto più rigido anche a livello proprio di concezione mentale e giuridica il concetto di libertà d'espressione. E quindi c'è un grossissimo conflitto tra queste due concezioni su cui fatalmente si inseriscono gli estremisti di destra. Perché tutto quello di cui ho parlato prima si svolge su piattaforme che sono completamente fuori dai radar, neanche della dottrina e della giurisprudenza, ma a volte anche delle stesse forze dell'ordine. Quindi figuriamoci ora che si arrivi a normare una situazione del genere. È anche difficilissimo farlo. Quindi, ma questa è una cosa che l'estrema destra ha sempre fatto. In Francia, ad esempio, il primo partito politico ad avere un sito nel 1996 è stato il Front National. È sempre stato visto come, diciamo, internet o più in generale, poi internet e poi i social, sono sempre stati visti come un modo di aggirare l'esclusione di fatto che fino a qualche tempo fa c'era nel dibattito pubblico e nei media più o meno tradizionali. Quindi questa componente qua rimarrà sempre presente nei gruppi di estrema destra. Quello che preoccupa anche quello che dicevo prima, cioè lo spostamento progressivo è la radicalizzazione verso l'estrema destra dei partiti tradizionali e istituzionali di destra. Questo lo vediamo in Italia, ma lo vediamo soprattutto, credo che il caso più clamoroso in Europa sia in Ungheria, dove il partito che ha il potere, Fidesz, ha superato all'estrema destra un partito che era neonazista come Jobbik. Questo è il contesto in cui ci muoviamo. E poi è anche difficilissimo contrastare proprio anche a livello tecnico queste cose, perché di solito tutti questi social qua hanno vita più o meno breve. Ad esempio Parler, di cui parlavo prima, che è stato utilizzato tantissimo prima e soprattutto durante l'assalto al congresso, è stato in gergo depiattaformato, cioè il servizio di hosting gli ha tolto la spina praticamente, quindi non era più visitabile e recuperabile online. Però è stato riaperto dopo pochi giorni, e lo stesso è successo con Gab, lo stesso è successo con 8chan, lo stesso con 8chan. È un problema difficilissimo, però c'è, secondo una ricerca che è uscita pochi giorni fa, quando si depiattaformano soprattutto personaggi individuali singoli che negli anni avevano sfruttato tutta questa zona d'ombra, questa ambiguità, di solito si taglia tantissimo l'influenza di queste persone. Sto pensando soprattutto, ad esempio, però qua mi riferisco sempre al contesto anglosassone, a personaggi nefasti come Milo Yiannopoulos o anche Alex Jones, che però poi trovano sempre un altro modo di tornare, ma lo fanno con molto meno vigore e meno visibilità di prima, però rimangono sempre là. Posso rispondere a Beatrice, così tolgo il tema Scelba dal tavolo, perché so che insomma così chiariamo la questione. Certo. Ecco, vi do lettura. C'è un commento che dice ma non ci si può riferire alla legge Scelba, ecco, non ci si può riferire alla legge Scelba per limitare anche solo l'espressione fascista? No. Prego. Allora, velocissimamente, la legge Scelba attua la 12ª disposizione. La legge Scelba, attuando la 12ª disposizione, è in linea con quella logica, quindi l'espressione fascista in sé non costituisce per forza un atto finalizzato alla ricostituzione del partito fascista. Quindi se uno c'è il caso famoso di quello che alza il braccio a Predappio davanti alla famiglia, che insomma si trova nella città della tomba di Mussolini. No, la legge Scelba tecnicamente sanziona l'apologia del fascismo, cioè valorizzarlo, dargli valore positivo, e appunto perché questo sarebbe finalizzato a ricostituire il movimento. Attenzione però, perché la legge Scelba poi una serie di modifiche, poi nel 93 abbiamo il primo grande passo in avanti, che è la legge Mancino, con la previsione delle aggravanti per ragioni d'odio,
Qui faccio una distinzione e poi mi taccio. Io devo fare attenzione a spiegare bene che c'è una differenza sostanziale, questo rileva con quello che Leonardo diceva su Charlottesville, con Virginia Tech e con Capitol Hill e con la rilettura della identità costituzionale americana dei Proud Boys e dei vari suprematisti coinvolti in quell'attentato, perché di questo si tratta secondo la legge americana, che è la distinzione tra la dimensione costituzionale e la dimensione della legge ordinaria penale, cioè un conto è prevedere che una formazione politica portatrice di certi valori che hanno la finalità di sovvertire l'ordine democratico sono esclusi dal discorso politico e sono esclusi dalla competizione elettorale nazionale, modello tedesco, dalla tutela penale, anzi dalla rilevanza penale di quelle condotte che il legislatore possa aver identificate come lesive di un bene che il legislatore ritiene meritevole di tutela penale. Vedi incitamento all'odio razziale, quindi la legge Mancino, le modifiche del 2006, la legge sul negazionismo e il fallimento della legge Fiano, però quello era un irrigidimento che sicuramente a mio parere non era errato, però era difficile sostenerlo nel contesto costituzionale italiano, era molto molto difficile sostenerlo. Quindi, fermo che c'è la legge Scelba, ci sono tutte queste forme di tutela rispetto alle manifestazioni individuali fasciste, qui secondo me il tema, se ho capito, è leggermente diverso, cioè, o perlomeno come io approccio questo tema, e il caso CasaPound e Facebook parla di questo. Non c'era nessuna manifestazione di apologia del fascismo e non c'era nessuna espressione manifestamente razzista o di incitamento all'odio sulla pagina Facebook di CasaPound. Questo va detto. Facebook banna CasaPound sulla base di azioni violente commesse dai singoli fuori da Facebook, quindi eventi che sono effettivamente accaduti, e sull'ideologia dell'associazione titolare della pagina. Una situazione del genere rende problematico bannare un gruppo politico dal social media che, per quanto in maniera, com'è che la chiamata, Dino, che mi è piaciuto molto, in approccio performativo, per quanto in approccio performativo ha una posizione dominante nella comunicazione politica italiana in questo momento. Poi mi taccio, quindi togliamo la storia penale. Su Capitol Hill, sì, gli Stati Uniti hanno un'idea di manifestazione del pensiero che è molto più ampia della nostra, in Europa non è così, però io vi invito anche in questo caso a distinguere tra la libertà di manifestazione del pensiero in ambito politico, quindi political speech, da lo speech del layman, quindi della persona che sta per la strada. Hanno due coperture, due basi costituzionali completamente diverse. Grazie mille. Riprendendo il discorso che appunto stavamo affrontando prima più sui social, volevamo anche domandare se appunto era mai successo che gruppi comunque neofascisti strumentalizzassero anche sul dibattito pubblico la censura degli algoritmi social. È una domanda appunto rivolta a tutti. Io non sono competente. Allora, appunto, c'è questa espressione che ormai è diventata trasversale, che viene utilizzata a sproposito, cioè cancel culture. Cioè, ogni qualvolta c'è qualcuno che semplicemente applica, ad esempio, i termini di contratto di Facebook o di Twitter, come è accaduto per Trump, perché poi facciamo un inciso. Cioè, è giusto o sbagliato cancellare l'utente Donald Trump dalle piattaforme? Ci sono 1000 possibili risposte, ma la risposta, diciamo, normativa in termini di contratto di utilizzo dice che l'utente Donald Trump ha violato i termini di utilizzo delle piattaforme e che quindi, se assumiamo che queste piattaforme non prevedono un livello di gerarchia interna al loro interno, scusatemi il gioco di parole, che era il principio che ha guidato originariamente la nascita di queste piattaforme, a Trump va applicato lo stesso parametro che sarebbe applicato anche per me o per voi o per chi ci sta seguendo. Fatto questo inciso,
c'è questa tendenza che nasce da lontano, dal politicamente corretto / politicamente scorretto, il non si può dire nulla, diciamo cose di buon senso. Adesso c'è appunto qualsiasi tentativo di proporre qualcosa che sia semplicemente diverso da quel tipo di concetto viene definito cancel culture, non si può parlare, eccetera, eccetera. Per cui in questo genere di situazioni la tendenza alla polarizzazione delle posizioni, prima di tutto, e poi di conseguenza quindi anche alla strumentalizzazione di alcune scelte che, ripeto, sono formalmente inappuntabili, è all'ordine del giorno. Per cui sì, la risposta è sì, vengono strumentalizzate in modo improprio, chiaramente, ma anche perché per l'appunto non c'è stata probabilmente una piena consapevolezza, un pieno racconto anche di che cosa vuol dire aderire, tra virgolette, iscriversi a una piattaforma del genere. Quando noi clicchiamo acconsento, magari senza leggere minimamente cosa stiamo firmando, probabilmente c'è un buco di formazione agli utenti di cosa stiamo firmando che, ripeto, a prescindere dall'oggetto di questo dibattito, meriterebbe magari un approfondimento anche per capire quali sono le opportunità, i vincoli, i rischi di questo utilizzo di queste piattaforme. C'è un problema di alfabetizzazione digitale, di media education, che è molto più largo, e tra le tante cose che tocca anche questo genere di situazioni politiche estremiste. Ma sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Dino e aggiungo una cosa. Chiaramente ogni fascista è un vittimista, cioè nella ideologia fascismo, il vittimismo, nell'ideologia fascista il vittimismo è uno delle architravi, da sempre. Pensiamo al mito della vittoria mutilata, oppure al mito nazista del colpo alla spalla, cioè la sconfitta della prima guerra mondiale, determinata dai traditori, eccetera. Quindi proprio ormai ha più di 100 anni questo atteggiamento. Chiaramente si è naturalmente riversato anche nelle decisioni che le piattaforme hanno preso, e qua aggiungo una cosa che secondo me è cruciale: sempre e comunque in ritardo. Tutte le cose di cui stiamo parlando sono avvenute dopo che ci sono stati fatti di violenza gravissimi. Ricordiamo che l'attentato a Christchurch è stato trasmesso in diretta su Facebook. Quello ad Halle in Germania penso fosse su Periscope o comunque su un'altra piattaforma, un servizio di video streaming legato a Twitter. Charlottesville, cioè per anni e anni Facebook non ha fatto nulla, perché chiaramente tutte le nuove destre, le nuove estreme destre, a parte i casi di canali molto ristretti in cui c'è più libertà di dire quello che pensano veramente, nel loro linguaggio tende a camuffarsi, a dissimulare le vere intenzioni, cioè quello che intendono veramente. Quindi non si dice più gli ebrei controllano il mondo, ma si dice i globalisti hanno infiltrato le istituzioni. Cioè si usano sempre parole in codice che difficilmente sono sanzionabili dall'algoritmo. Cioè c'è tutto un nuovo linguaggio anche memetico che permette tranquillamente di aggirare tutti i limiti imposti dalle vere piattaforme. E tra l'altro Facebook ha iniziato praticamente solo dopo Charlottesville, dopo Charlottesville e soprattutto dopo Christchurch, a intervenire proattivamente su tutte varie organizzazioni di estrema destra in tutto il mondo. Cioè il ban a Casa Pound si inserisce in un discorso globale, cioè era dopo l'attentato a Christchurch, quindi è vero quello che dice Sara, cioè che se uno guarda la pagina di Casa Pound, se non conosce il loro linguaggio e i loro riferimenti, non ha l'impressione di trovarsi di fronte alla pagina di un partito apertamente, neanche proprio apertamente fascista. Quindi del resto anche l'uso del termine sovranismo oppure l'uso del termine nazionalismo bianco sono tutte cose che le piattaforme hanno implementato sempre comunque dopo e in ritardo, e lo stesso su più larga scala si può applicare anche a
a Donald Trump. Cioè, se noi 5 avessimo fatto un 70° di quello che ha fatto Trump in questi anni su Twitter, non avremmo più l'account dal 2013 probabilmente. Chiaramente ha avuto un trattamento molto più di favore rispetto all'utente a Fragolina 93 o Napalm 51, chiamiamolo come vogliamo, ecco. E poi volevo chiudere rispondendo brevissimamente alla domanda di Alberto Rosada. La creazione di piattaforme... La piattaforma Sì, la creazione di piattaforme interamente affiancate è un problema, sì, ma dall'altra parte li danneggia. Sì, sicuramente li danneggia dal punto di vista che hanno molta meno penetrazione nei social. E tra l'altro una delle cose interessanti che si dice nel podcast Buco Nero è che pur essendo questo gruppo ristrettissimo di circa 30 persone, forse 30, perché in realtà neanche il moderatore della board sapeva quanti fossero effettivamente, perché erano tutti anonimi. E a un certo punto si dice, cioè il moderatore dice adesso dobbiamo andare a fare a caccia sui social, quindi Facebook, eccetera. Quindi chiaramente cioè, li danneggia fino a un certo punto, perché poi c'è sempre un modo di fare proselitismo e di fare reclutamento anche sulle piattaforme social più grandi. È un problema, è un grosso problema che però non riguarda solo cioè secondo me non riguarda solo ed esclusivamente la dimensione digitale, anzi, perché appunto, lo ripeto l'ennesima volta, finché ci saranno partiti al potere che parlano esattamente e dicono le stesse cose che si trovano nei manifesti di Breivik e o in quelli dell'attentatore di Christchurch, cioè quello è il vero problema politico. Tra l'altro è uscito, e qua chiudo, 2 anni, penso l'anno scorso o nel 2019, un film su Breivik in cui si ricreano anche delle scene del processo. Cioè Breivik adesso sarebbe un politico populista della destra radicale, cioè se non avesse sparato, se non avesse fatto quella strage, non avesse messo bombe in giro per Oslo, sarebbe indistinguibile da quello che dice un politico qualsiasi della destra radicale populista in tutta Europa. Questo è il grosso problema che c'era prima ed è stato, penso, anche ancora più accelerato dalla pandemia, come tante altre cose. Sì, vedevo la professoressa che aveva acceso il microfono, non so se voleva aggiungere qualcosa. No, perché hanno già detto tutto e sì, però concordavo che allora, 2 cose. Sì, noi se avessimo scritto quello che ha scritto Trump su Twitter ci avrebbero cacciato molto prima di quando hanno cacciato lui non viene cacciato anche e soprattutto perché è un discorso politico. Questo va detto, e questo vale anche per l'Europa. Noi non fuggiamo, non è che riusciamo, noi abbiamo una tutela maggiore rispetto al hate speech, ma quando si parla di political speech i politici hanno la possibilità di dire cose che l'uomo ordinario non ha, e questo secondo me vale anche per ovviamente le piattaforme social. E diventa quello che ci distingue veramente dagli americani è il fatto che in Europa vale il principio per cui, e questo anche in Canada, sono gli Stati Uniti che sono molto specifici da questo punto di vista, non è possibile mettere in un angolo, sto traducendo, mettere in un angolo un gruppo specifico, anche senza specificamente incitare alla violenza diretta, ma la marginalizzazione di un gruppo attraverso l'utilizzo del discorso con l'utilizzo dell'odio nel proprio discorso, questo in Europa è inaccettabile, anche quando viene da un politico. Non a caso la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Le Pen, che si difendeva, no? Diciamo, ma come, io non posso dire che ce l'ho con gli immigrati, scusa, ma avrò io il diritto di dire che ce l'ho con gli immigrati? O Fontana che dice qui ci stanno facendo sparire perché i bianchi spariranno dall'Europa. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha detto che dipende da quale gruppo è, dipende da qual è il contesto nel quale tu pronunci le parole che hai pronunciato e se l'intento finale è quello di marginalizzare nel dibattito quello specifico gruppo
e quindi arrivare a una conclusione fattuale di marginalizzazione nel confronto di uno specifico gruppo di persone. Se posso dire una cosa sugli Stati Uniti, questi gruppi, magari io ho una prospettiva particolarmente legata e affezionata a quella costituzionale, però questi gruppi che vediamo adesso elencati tra i principali protagonisti di quello che è successo a Capitol Hill e che sono emersi con coraggio dopo l'elezione di Trump alla Casa Bianca, esistevano anche prima, come dice Leonardo, hanno gemmato, no? Quindi tanti di questi piccoli sono giovanissimi, ma il sostrato era già lì, semplicemente non era stato sdoganato. Io in questo capisco il ruolo dei social media, capisco il fatto che ci sia stato il recruitment, io in questo vedo tante problematiche simili alla lotta contro la radicalizzazione islamica, che è un tema di cui ci sono, se volete, secondo me, più parallelismi con quello che non con la questione della limitazione del political speech. Ma quello volevo concludere dicendo che, a parte il ruolo dei social media, io negli Stati Uniti vedo, come in Europa se volete, il fallimento del sistema politico. Cioè un partito che decide di rinascere e rimodularsi dopo anni. Io non so se voi avete avuto modo di vedere, hanno mandato in onda subito dopo l'attacco a Capitol Hill le dichiarazioni su Donald Trump della leadership repubblicana prima del 2016, quando annunciò la candidatura alle primarie, no? Cioè, veniva manifestamente detto da personaggi che dopo si sono sdraiati come pelli d'orso davanti a lui, addirittura hanno sostenuto il ridicolo tentativo di far dichiarare le elezioni illegali. Sono persone che dicevano: ma costui non ha nulla a che fare con noi, è pericolosissimo, sta giocando col fuoco, sta sdoganando movimenti che sono pericolosi, violenti e che porteranno probabilmente anche a delle azioni coordinate e concrete. Mi pregio di sottolineare che forse la novità principale del XXI secolo, perché ritengo che questi gruppi fossero lì già, se andate a guardare i casi della Corte Suprema, se erano già lì dagli anni 50, sono due cose. Uno, il recupero, cioè l'argomento costituzionale, cioè quando loro buttano giù la statua al Virginia Tech e gli altri suprematisti si arrabbiano, una delle più raffinate spiegazioni della reazione dei suprematisti è quella di dire: la Costituzione americana era una Costituzione schiavista, che discriminava sulla base della razza e divideva le persone tra free e bound to service, che non erano soltanto persone individuate sulla base della razza, potevano anche essere le donne, potevano essere altri soggetti deboli. Poi c'era, in un modo o nell'altro, per alcuni c'è stata una più veloce un più veloce accesso ai pieni diritti, ma loro dicono: voi non potete cancellare quella parte della nostra storia, la nostra identità costituzionale è un'identità di apartheid, non ci potete cancellare. Questa è un'argomentazione che, se volete, è raffinatissima. Poi ovviamente c'erano anche gli altri più buzzurri, magari, che si lasciavano andare a dichiarazioni meno eleganti sui social media. Il secondo elemento che volevo sottolineare è quello della congiuntura tra il movimento cristiano, soprattutto gli evangelisti, i battisti, quindi tutti i gruppi della Bible Belt, e della destra americana, che questa, secondo me, è la congiuntura in un'ottica globale, come diceva Leonardo, è forse quello che ci sta accomunando di più in questo momento con gli Stati Uniti. Cioè, anche in Europa, e mi pare che si citasse Fidesz, ormai questo approccio identitario al cristianesimo come portatore di una specifica ideologia politica sta cominciando a svolgere degli effetti che sono tangibili. Pensate che la Costituzione ungherese dice che l'Ungheria si impegna dopo la modifica patrocinata da Orban, insiste molto sulla difesa del carattere cristiano dell'Ungheria. Per carità,
cioè nessuno vuole togliere agli ungheresi la loro ferma passione cristiana, però che il cristianesimo sia una delle loro principali caratteristiche identitarie come popolo, sinceramente è opinabile. Cioè, se me lo dice un polacco che il cattolicesimo lo qualifica come cittadino polacco, ecco, magari lì posso anche andargli incontro, mi rendo conto che effettivamente il cattolicesimo svolge un ruolo diverso. Ma che l'Ungheria sia un bastione di difesa della cristianità, sinceramente, fa quasi ridere. Cioè, questa è una fiction, questa è una riscrittura di una storia, di una mitologia. È sicuramente molto interessante come riflessione. Poi penso potremmo parlare per giorni di come tutti questi fenomeni siano concatenati. Ecco, a me piacerebbe, insomma, ci piacerebbe chiudere con una domanda che sicuramente non è semplice, ma che possa lasciare anche strumenti in più, al di là delle discussioni interessantissime e dei contributi che avete portato. Che è questo: data la complessità di quello che dobbiamo affrontare, insomma, di tutti questi piani che si intersecano, viene da chiedersi come sia possibile far fronte ad una mole tale appunto di violenza online, violenza organizzata, e allora forse, diciamo, soggetti anche come magari i nostri, quindi i giovanili, o comunque i soggetti che si muovono, diciamo, possiamo dire nei gruppi di sinistra, si chiedono: ma com'è possibile, cioè che cosa manca a noi, che cosa manca a tutti coloro che si definiscono, possiamo mettere in contrasto questo termine a quello che abbiamo usato per la conferenza, no? Antifascisti, che cosa manca agli antifascisti per riuscire a contrastare questo tipo di violenza online? Ecco, mi piacerebbe che ognuno di noi, magari, insomma, con ordine, desse il proprio contributo su questo, perché sicuramente anche questo è un tema centrale, cioè quanto dall'altra parte si è riusciti a contrastare questo tipo di fenomeno e ad avere strumenti efficaci per fare comunicazione. Parto io. Allora, partiamo da un presupposto un po' spiacevole di psicologia cognitiva. Definirsi antifascisti vuol dire di base giocare nel terreno semantico dei fascisti, perché per definire la mia identità mi devo posizionare nei confronti di qualcun altro. E questo, dal punto di vista della percezione, rimarrà sempre un elemento di rincorsa e di debolezza. Questo non vuol dire che non si debba essere antifascisti, ma che per la definizione della propria identità e nella costruzione di una politica alternativa o di un messaggio alternativo è necessario, ma non sufficiente. Partiamo da questo presupposto. Il secondo elemento è, secondo me, relativo a dimensioni prepolitiche, cioè dobbiamo probabilmente chiederci con un po' di attenzione in più per quale motivo questo genere di mondi che stiamo descrivendo è un genere di mondi che è accogliente per un certo tipo di pubblico. Cioè, prima di diventare fascisti, nazisti, neofascisti, neonazisti, queste persone decidono di aderire a delle comunità, provano delle emozioni, si sentono protetti. Ci sono delle dimensioni, ripeto, prepolitiche che hanno a che fare con lo stare insieme, col sentirsi rappresentati, con non sentirsi esclusi, con determinati tipi di gratificazioni emotive, che secondo me viene largamente snobbato. È giusto concentrarci sul messaggio, su come viene promosso, sui rischi, ma probabilmente manca un pezzo nell'analisi e anche nella sfida che va portata a questi mondi, e cioè quello che accade prima. Come le comunità che non siano quelle comunità possono risultare altrettanto accoglienti, ispiranti, portatori di un messaggio che chiaramente deve essere positivo. Su questo secondo me si parla un po' troppo poco. Parliamo molto, giustamente, della seconda, della terza e della quarta parte di questa storia, dell'ingresso, perché le persone entrano, accettano di partecipare a quei mondi. Secondo me si discute troppo poco, probabilmente perché non è una discussione politica, è una discussione forse più antropologica, psicologica. La terza questione riguarda, e che in realtà è poi collegata alla prima, la definizione dell'identità, il fatto che inseguire l'estrema destra dal punto di vista di dire le cose che stanno dicendo sono sbagliate, ti dimostro che sono sbagliate, è un pezzo del lavoro, ma non è tutto il lavoro, perché tornando appunto alla psicologia cognitiva,
e parlando non solamente di fenomeni, diciamo, non politici, ma anche quelli strettamente politici, se, faccio un esempio, l'abbiamo visto alle politiche del 2018 in modo eclatante, se una parte è proprio a Macerata che secondo me il PD ha perso le elezioni politiche, tornando indietro di 3 anni, ricordiamo rapidamente cosa accadde, che appunto tra i vari oggetti dei suoi attacchi c'era una sede del PD. Dopo che ci fu l'attentato, ci fu una chiamata di piazza a cui il PD decise di non partecipare. Perché? Perché era un mese dalle elezioni politiche e temeva chissà quale spavento avrebbe generato sui famosi elettori moderati. Quando tu in quelle circostanze decidi di non prendere posizione o decidi di inseguire solo un pochino, stai comunque subendo l'agenda mediatica e l'egemonia culturale degli altri. Per cui attenzione a questo aspetto, perché si può essere radicali, ma si può essere radicali in tutt'altro modo. E aggiungo un ultimo pezzo, che afferisce sempre la psicologia, si sta venendo fuori che sono laureato in psicologia oggi, e cioè che l'estrema destra e la destra in generale e i populisti in generale fanno ricorso a 2 emozioni primarie, la paura e la rabbia. Ma le emozioni primarie non sono solamente la paura e la rabbia, ci sono tra le altre anche la gioia e la speranza, che sono primarie e che quindi hanno un accesso dal punto di vista dell'elaborazione cognitiva che in teoria è lo stesso, cioè dovrebbe essere ugualmente manipolabili, ugualmente maneggiabili, non manipolabili dalle persone. Provare a fare operazioni in cui si racconta la propria storia, si definisce la propria identità, senza dimenticarsi di essere contro qualcuno, ma raccontando prima di tutto cosa si è, secondo me alla lunga restituisce risultati. È chiaro che la violenza fisica non è che la puoi contrastare semplicemente dicendo noi siamo altro, però per togliere il terreno di base su cui poi nascono determinati fenomeni, la battaglia va fatta anche in questo modo. Emozioni positive, chiederci quali sono i meccanismi di aggregazione e capire se si può essere migliori nell'aggregare e creare comunità, e ricordarsi che l'identità definita in antitesi agli altri è comunque una mezza identità e che non si arriva fino in fondo con le capacità di persuasione e con la capacità di essere percepiti dal mondo allo stesso modo. Io sono d'accordo, cioè praticamente Dino ha già risposto a tutto. Volevo solo aggiungere una postilla che riguarda la tecnologia in sé, nel senso che l'attentatore di Christchurch si è radicalizzato, è stato scoperto, è stato rilevato dall'inchiesta che ha fatto il governo neozelandese, che tra l'altro è un ottimo esempio di tutte le cose che ha appena detto Dino, perché è un paese che ha, insieme alla Norvegia, ha avuto un attentato terroristico di estrema destra spaventoso in un posto che tendenzialmente sembra un paradiso felice, ma invece non lo è, e entrambi quei paesi, cioè i governi, hanno non solo analizzato in dettaglio quello che era successo, ma proprio nel preparare una risposta sono andati a intervenire, cioè hanno preparato una risposta che va proprio alla radice delle cause che poi portano a questi atti di violenza. Quindi intanto hanno riconosciuto che c'era un problema, hanno capito perché è successo e, terzo punto, si sono attrezzati perché queste cose non succedano più o succedano il meno possibile e abbiano un impatto meno devastante, soprattutto sulle vittime, cioè su tutte le minoranze, tutti i soggetti marginalizzati, sulle donne, sulle femministe, eccetera, eccetera, che questi soggetti colpiscono primariamente. Ricordiamoci che Breivik, non a caso, non ha fatto un attentato contro dei migranti o degli stranieri, è andato a colpire la gioventù, cioè i giovani del Partito Socialista. Quindi è un livello di raffinazione terroristica spaventoso. Dicevo, soprattutto l'attentatore di Christchurch si è radicalizzato seguendo principalmente non tanto quei piccoli canali, le board, 8chan, eccetera, su cui poi ha comunque postato il suo manifesto, ma guardando video su YouTube fatti da influencer
diciamo così, contigui all'alt-right o comunque di destra più o meno estrema. Ecco, nulla vieta anche al campo progressista o di sinistra di utilizzare al meglio queste tecnologie. Non è che se uno youtuber di estrema destra fa tantissime visualizzazioni, allora tutto è perduto e non si può fare niente. Basta semplicemente mettersi un po', cioè capire che anche questo è un campo di battaglia che va presidiato, e secondo me in Italia siamo ancora molto indietro. Si stanno muovendo delle cose interessanti, ma siamo molto indietro. Invece nei paesi anglosassoni sono molto più avanti, e ad esempio esiste una cosa che si chiama BreadTube, cioè il pane tubo, che è tutta una raccolta è una costellazione di giovani youtuber e youtuber molto progressisti, molto radicali, che fanno dei numeri pazzeschi e portano tutti quegli argomenti, anche di cui parlava Dino, però li codificano in una chiave diversa, utilizzando sempre le medesime tecnologie. E sì, secondo me va iniziato a fare anche un investimento anche in Italia su questa cosa, perché siamo ancora parecchio indietro, però secondo me ci arriveremo. Forse è questione di tempo. Prego. Ma se posso, questo è interessantissimo. Io su questo aspetto ritengo che però vada fatto un distinguo. Cioè, se parliamo di che cosa possiamo fare noi come individui e come società civile, come organizzazioni anche caratterizzate politicamente, eccetera, benissimo. Io sono d'accordo, e tra l'altro mi piace ricordare questo concetto che è stato presentato da Harari, ma non è che sia particolarmente originale, oggettivamente, insomma, lo avevano già accennato, sketchato altri prima di lui. Il tema è questo: noi abbiamo vissuto per quasi 80 anni nel mito dell'idea del market of ideas. Più ideas abbiamo, più le facciamo girare, meglio è per la democrazia, perché comunque più discorsi facciamo, più idee buttiamo nel discorso, meglio è. Il punto è non limitare the market of ideas. I social media e le nuove tecnologie ovviamente sono un moltiplicatore di questo spazio. A questo punto o ripudiamo l'idea che più idee è meglio, oppure lavoriamo sulla narrazione di quelle che noi riteniamo essere le idee fondative del patto sociale, no? Che sono idee tendenzialmente riconducibili all'eguaglianza, alla giustizia, alla ragione. Quindi poi io per forza le traduco in valori costituzionali, ma quando parlava di progressisti che appunto fanno video su YouTube per dare un contenuto alternativo a quello invece dei neofascisti, va bene. Questo io sono d'accordo, va cambiato il modo e va cambiata la narrazione, deve essere interessante, deve essere propositiva, come diceva Dino, deve dire chi sei, non cosa non sei. Spezzo una lancia però a favore degli amici della sinistra storica, perché la sinistra si inserisce nel quadro costituzionale italiano, cioè la Costituzione è scritta perché è antifascista. Cioè noi sappiamo poche cose della Costituzione italiana, qualcuno ama pensare che sia la più bella del mondo, non sono d'accordo, però sicuramente è antifascista. Addirittura c'è chi dice che la 12ª disposizione serviva a quello, no? Serviva a spiegare che era una rottura, dire noi siamo democratici e antifascisti. E questo non lo si poteva, quindi diciamo che spezzo una lancia a favore della sinistra in questo senso, che fa fatica un po' a scardinarsi dall'identità negativa, però sono d'accordo che quello non è mai sicuramente utile. Invece se parliamo del ruolo dello Stato, io su questo cioè del dovere dello Stato di agire proattivamente al fine di creare contenuti o di limitare in maniera progressivamente sempre più intensa le manifestazioni del pensiero. Io invece lì ci vado coi piedi di piombo, perché è un cane che poi prima o poi ti morde la mano del padrone che l'ha nutrito all'inizio. Una buona idea all'inizio, ma no,
sono un po', ecco, se è un'iniziativa della società civile, degli individui, dei movimenti, sì. Se deve diventare un'impostazione costituzionale o un'impostazione proattiva, delle politiche proattive che si fanno con i soldi dei contribuenti per veicolare o indirizzare il dibattito e lo scambio di idee, io lì sono più perplessa, ecco. Io ringrazio per tutti gli interventi fatti, penso che sia stato anche molto interessante, abbia lanciato degli spunti molto appunto proficui per delle riflessioni. Volevo chiedere se volevate aggiungere qualcos'altro appunto a tutti, che non è concluso le domande, ma magari ci tenevate a dire qualcosa in particolare. Io sono a posto. Io vi ringrazio perché ho imparato un sacco di cose. Mi sento un po' vecchia, ma ho imparato un sacco di cose. Quindi grazie mille, grazie dell'invito di nuovo. No, anche io secondo me abbiamo... Cioè, ci sarebbe da andare avanti ancora per molto, però non possiamo andare avanti all'infinito. Possiamo fare una domanda a Dino provocatoria? Prego. Ma i 5 Stelle, perché tu mi hai detto che, no, che nessuno, tu questo uso per Siamo già nel campo dell'astrologia. Vediamo. Devi sapere che io mi accanisco con i 5 Stelle, e quindi questa loro idea del determinismo tecnologico, dell'utilizzo dello streaming, E oggi stranamente non c'è durante l'assemblea in cui decideranno se appoggiare il governo Draghi oppure no. Bravo, come mamma, sì, ma questo non si fa già più dal Conte bis, non si fa più lo stream, ma neanche dal primo Conte, neanche il governo giallo-verde non sono mai andati in streaming. Sono diventati incredibilmente analogici i 5 Stelle. Che dici lì? Erano stati antesignani dei social e poi... ma non so, Dino, come la inquadri, sono interessata, come la inquadri? E la inquadro con un problema fondamentale, cioè c'è la differenza di velocità tra la democrazia diretta e quella partecipativa. La sto brutalizzando. Cioè oggi, facciamo il caso attuale, c'è un'assemblea in corso nominalmente ci sono 320 tra deputati e senatori. Ovviamente contano più i senatori per una questione di equilibri, e ci sono delle consultazioni che dureranno 36-48 ore, siamo di fretta, andiamo di fretta. C'è il tempo per fare la spola con la base, poi tornare indietro, primo. 2, se c'è una differenza netta tra l'orientamento della base e quello dei senatori, chi prevale? Quindi c'è stato il cortocircuito tra questi due mondi. Democrazia diretta e democrazia partecipativa contemporaneamente non possono coesistere, o comunque non possono migliorarsi a vicenda, a meno che non ci siano dei meccanismi di codifica chiara, per cui ci sono i referendum per alcune cose e la democrazia partecipativa per altre. E questo tipo di difficoltà è emersa paradossalmente dopo la vittoria elettorale, perché stando all'opposizione, l'opposizione ha un vantaggio rispetto alla maggioranza, può decidere di cosa non parlare. E quindi in quei casi tu puoi decidere con più facilità, con tempi tuoi, che cosa fare, cosa dire, cosa far votare. Siccome appunto stiamo vedendo delle consultazioni durante una pandemia con dei tempi che comunque sembrano bizantini agli italiani, perché ovviamente si pensa che ci siano questioni più urgenti e che le consultazioni debbano durare di meno, ma comunque in una liturgia parlamentare costituzionale che comunque va rispettata per certi versi, si crea ancora una volta questo scontro, per cui in teoria avrebbero dovuto votare in anticipo su Rousseau se fare il governo Draghi, ma il governo Draghi è una prospettiva di cui siamo consapevoli da meno di 24 ore e quindi c'è questo scontro continuo. Questo è il problema fondamentale, cioè è venuto fuori il trucco, cioè o si è per la democrazia diretta o si è per la democrazia partecipativa, tutte e due le cose insieme non si riesce. E secondo te la tecnologia supporta questa idea di democrazia diretta? Perché l'idea in teoria è... È giusto, la democrazia diretta noi abbiamo visto solo la superficie, nel senso che appunto c'è questo atteggiamento plebiscitario rispetto ad alcune questioni che sono state prevalentemente decise altrove in altra sede, quindi anche il concetto di democrazia diretta è molto relativo. Anche lì Rousseau sulla carta doveva essere uno strumento di disintermediazione tra partito ed elettori, una sostituzione delle sedi fisiche, un altro modo di far politica, ma si sono fermati prima.
un po' per mancanza di volontà, un po' perché appunto gli emendamenti alle leggi di bilancio, come le fai discutere su Rousseau? Cioè, i cittadini non fanno altro che votare. Per cui, appunto, una cosa che io suggerirei a un partito che vuole adottare atteggiamenti di cittadinanza digitale e apertura e codificare dall'inizio su quali sono gli argomenti su cui c'è la democrazia diretta e quali no, premesso che non si può fare su tutto. Su alcune linee guida, sul programma, su alcune scelte non probabilmente legate alle coalizioni, ma legate ai valori, sì. Le questioni di democrazia parlamentare, no, è difficilissimo. Anche perché noi adesso vediamo la parte più esplicita di questo scontro. Però quando ci sono le commissioni parlamentari, dove si decide l'agenda di che cosa discuterà il Parlamento, che è il vero fuoco della politica parlamentare, che facciamo? Ancora una volta i presidenti di commissioni vanno su Rousseau a dire che mettiamo in fila, e se poi il partito di maggioranza non è favorevole, se poi c'è un emendamento, sono proprio due mondi diversi, che si scontrano, e c'è stata l'illusione che il primo mondo, quello che tu hai definito del determinismo tecnologico, potesse sostituire il secondo mondo, ma evidentemente non è così. Anche questo è sicuramente un tema interessante. Chissà che magari non si riesca a organizzare un'altra conferenza in cui occuparsi anche di quello. Anche perché sono gli unici che si tutta una serie con i social, qualcosa di simile è capitato lì in dimensioni maestosamente inferiori. Ovviamente non sto insinuando niente, però diciamo che se c'è un partito che ha usato il movimento che ha usato i social per dare la caccia ai parlamentari fuori dal Parlamento, per organizzare gli agguatini, le cosucce, le minacce, sì, sicuramente sono loro. Ripeto. Certo. Vabbè, ma questo sarebbe veramente interessante. Poi in questo periodo, insomma, penso che abbiamo messo anche in discussione alcune cose che erano date per scontate o assodate, come l'utilizzo dei social o la conseguenza dell'utilizzo dei social o dello streaming, come stiamo facendo noi ora. Quindi chissà che non ci si possa rincontrare in un prossimo futuro. Ecco, io mi associo ai ringraziamenti che faceva Emma, ringrazio anche le persone che ci hanno seguito da casa, ringrazio voi per la vostra competenza, e spero che tutti questi spunti che abbiamo dato possano essere colti e possano anche far scaturire nuove discussioni molto interessanti e soprattutto interessi anche ad approfondire questo fenomeno con letture e approfondimenti personali. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao. Grazie a voi. Grazie mille ancora. Ciao, grazie. Ciao, ciao.